Serie B-Win, tutti i colori della passione. 41esima giornata della Serie B-Win al Matusa. Il Frosinone ospita il Sassuolo. Frosinone alla disperata ricerca di punti nelle ultime due giornate per tentare l'impossibile, ovvero la salvezza. Sassuolo ormai vicinissimo invece alla matematica. Permanenza in Serie B, è tutto pronto con il signor Tommasi pronto a dare il fischio di inizio. E Sassuolo che al minuto numero 7 va subito vicino al gol. Il cross dalla sinistra di Riccio e Valeri non arriva all'appuntamento per il colpo di testa. C'era Siciliano sulla traiettoria del cross. 4 minuti dopo il Sassuolo va in vantaggio, verticalizzazione repentina e Martinetti atterrato in area di rigore, il formato lo mette giù per Tommasi, cartellino rosso per il giovane difensore del Frosinone e dal dischetto va a Quadrini. Il destro del giocatore del Sassuolo è preciso, Siciliano c'è sulla traiettoria ma non riesce a respingere. Sassuolo in vantaggio al minuto numero 12, perfetta l'esecuzione di Quadrini e formazione ospite in vantaggio. Sassuolo che spinge ancora e va vicino al gol del 2-0 con Valeri al minuto numero 29, bravissimo Siciliano a respingere. Ancora Sassuolo al 33esimo, Quadrini dalla tre quarti per Martinetti, il colpo di testa e l'esperto portiere del Frosinone Siciliano mette in calcio d'angolo, ma ancora gli ospiti a spingere al 38esimo, ci prova Riccio di sinistro, deviazione del portiere sul palo e occasione sfumata per il Sassuolo. Allora risponde il Frosinone in 10 e raggiunge il pareggio al minuto numero 39. Il cross dalla destra di Masucci, la sponda di testa di Zigoni e il sinistro vincente di Cesaretti che batte Pomini e Frosinone che nonostante l'inferiorità numerica va al riposo sul punteggio di 1-1 perché l'ultima occasione del primo tempo al 40esimo è la traversa colpita da Catellani e poi Quadrini a porta vuota spara alto, quindi finisce 1-1 la prima frazione di gara. Si va alla ripresa e sono subito occasioni per la squadra ospite. Al quinto minuto il cross della sinistra, il colpo di testa di Martinetti finisce alto. Un minuto dopo però il Sassuolo passa, azione che parte dalla sinistra, l'occasione di Quadrini respinta da Siciliano, il pallone che arriva al limite dell'area a Magnanelli che centra l'incrocio dei pali, battuto Siciliano, gol del 2-1 per il Sassuolo. L'assist di Valeri all'indietro per il numero 4 del Sassuolo, precisa la sua conclusione, nulla da fare per Siciliano. Ancora Sassuolo con l'inserimento di Rea al minuto numero 12 della ripresa, pallone alto, prova a rispondere con questa punizione il Frosinone di Sansone, parata da Pomini, poi ancora Sassuolo con Quadrini, pallone a lato. Nelle finali di gara l'occasione è questo sinistro di Troiano, parata di Siciliano nel finale. All'88esimo colpo di testa di Minelli, pallone sulla traversa, nulla da fare per il Frosinone generoso. La gara finisce 2-1 per il Sassuolo. Sassuolo che sale a quota 48 ad un turno dalla fine. Frosinone che saluta la Serie B con 38 punti.